difficile e giusto sdrammatizzare, ma lo scherzo non deve stonare con l'atmosfera. La polizia oggi celebra 40 anni dalla legge di riforma, la conferenza stampa. Le regole di Pasqua e Pasquetta, il nuovo decreto Draghi per il mese di aprile, inchiesta della procura su una morte sospetta, Lampedusa e Linosa in zona rossa, il flop di AstraZeneca. Morti fantasma, nuovi dettagli sulle indagini condotte dalla procura di Trapani. Musumeci rimette insieme Cocci, ma l'opposizione chiede la sua testa. Torna il bollettino, ma i dati sono sbagliati. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Nei momenti difficili sdrammatizzare può essere una strategia azzeccata, ma è altrettanto vero che lo scherzo non deve stonare con l'atmosfera che ci circonda. Oggi, 1° d'aprile, un giorno diverso. E Eugenio Cairone. Oggi è il 1° aprile, ma bando agli scherzi, perché naturalmente c'è poco da scherzare. Prendiamo esempio da Google, che ha deciso di evitare per il secondo anno di lasciarsi andare oggi proprio con i pesci di aprile. Era accaduto nel 2020 e verrà ripetuto quest'anno nel rispetto delle vittime del Covid e di chi ancora sta combattendo la dura battaglia contro il virus. Un segnale di grande sensibilità da parte dei responsabili del motore di ricerca che dovrebbe coinvolgere tutti. È vero che attenuare la tensione con una risata fa sicuramente bene, ma secondo Google esistono altri modi per portare tra la gente un momento di serenità, senza stonare con la triste atmosfera che purtroppo ci circonda. Nonostante la pandemia, però, sarà difficile resistere alla tradizione e all'usanza, e allora attenzione anche agli scherzi idioti. Dal mondo politico Giorgia Meloni ricorda che quest'anno un triste pesce di aprile è quello del governo Draghi sui temi delle riaperture e dei ristori. Peccato che in questo caso non si tratti di uno scherzo. E oggi, 1° d'aprile, la Polizia di Stato celebra i 40 anni dalla legge di riforma. Il 1° d'aprile 1981 infatti è stata promulgata la legge che ha smilitarizzato il corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ridisegnando il sistema della pubblica sicurezza del Paese. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. La Polizia di Stato celebra oggi 40 anni della legge di riforma. Il 1° aprile del 1981 è infatti stata promulgata la legge 121 che ha smilitarizzato il corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ha costituito la Polizia di Stato come prima forza di polizia civile a competenza generale e ridisegnato il sistema della pubblica sicurezza del Paese. Stamani conferenza stampa del questore Rosa Maria Raci. La legge è stata una trasformazione del corpo della Polizia di Stato e quindi di tutta l'amministrazione della pubblica sicurezza. Ha reso la pubblica sicurezza un'amministrazione civile ad ordinamento speciale. La parità di genere a garantire è ancora attuale adesso. Ne parliamo ancora adesso, è stato un disegno straordinario del legislatore che ha voluto rispondere alle istanze dei cittadini che non configuravano più un'esigenza di mantenere la polizia militare, quindi democrazia in piazza, ordine pubblico in piazza, ordine pubblico dalle forze civili, coordinate dalla funzione di autorità di pubblica sicurezza a livello tecnico operativo del questore. Il ministro, autorità nazionale di pubblica sicurezza, gestisce l'amministrazione della pubblica sicurezza attraverso le forze civili, attraverso le autorità di pubblica sicurezza dei prefetti, che sono autorità a livello politico-amministrativo, danno le direttive, il coordinamento di indirizzo, ma l'attuazione dei servizi nel territorio è gestita dal questore, che è un'autorità civile al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini. La Sicilia da zona arancione a zona rossa da sabato 3 aprile a lunedì 5 aprile, anche per la Pasqua e la Pasquetta 2021, così come nel 2020 i siciliani rinunciano alle tipiche scampagnate e grigliate. C'è il lockdown ed è dunque vietato uscire dalla propria abitazione se non per motivi di lavoro, salute o necessità, ed è eventualmente per tali motivi che occorre sia presentato il foglio dell'autocertificazione.
Una settantenne di Agrigento è morta lunedì a causa di una sospetta trombosi. La procura, diretta da Luigi Patronaggio, ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti per omicidio colposo. I familiari hanno affermato attraverso un esposto che alla donna, dirigente di una società di trasporti, il 21 marzo scorso era stato somministrato il vaccino AstraZeneca. Dopo 4 giorni il malore e il trasporto in ambulanza all'ospedale di Agrigento. Al termine di una breve agonia, la donna, che secondo il racconto dei parenti non soffriva di alcuna patologia, è morta. La procura ha disposto l'autopsia e autorizzato l'espianto degli organi. Adesso un'indagine dovrà accertare l'eventuale nesso con la somministrazione del vaccino. La gente ha paura del vaccino AstraZeneca. Non è affatto un mistero. Una dimostrazione potrebbe essere il flop delle vaccinazioni programmate anche nelle parrocchie dell'Arcidiocesi di Agrigento, il cui numero si è notevolmente ridotto proprio per il rifiuto dei cittadini a sottoporsi alla vaccinazione con AstraZeneca, malgrado le rassicurazioni che il vaccino sia sicuro. Ma stanno diventando troppi i casi sospetti per cui è più che legittimo il rifiuto di sottoporsi alla inoculazione. Ci si chiede se è sufficiente la modifica del bugiardino per rendere sicuro il vaccino. Se lo chiedono le persone che vorrebbero vaccinarsi ma non ci stanno ad essere quasi costrette a farlo con AstraZeneca. A questo punto, sostengono in coro gli interessati, non intendiamo fare da cavia e se il vaccino ha dato i problemi che conosciamo, sarebbe onesto ritirarlo definitivamente. Una testimonianza del rifiuto arriva da uno dei sacerdoti che hanno aderito all'iniziativa in provincia di Palermo, il quale afferma che tantissimi fedeli della sua parrocchia, saputo che sarebbe stato somministrato AstraZeneca, hanno immediatamente rinunciato. C'è grande sfiducia, soprattutto adesso dopo lo scandalo alla Regione. Sarebbe interessante ascoltare il parere dei super consulenti del governo, gli esperti che si succedono nelle varie trasmissioni televisive, il cui ruolo sembra ormai quello di suggerire chiusure e clausure per gli italiani. Ecco, sarebbe interessante anche sentire cosa ne pensano dell'affare AstraZeneca. Il flop c'è e non si può nascondere. L'inchiesta di Trapani svela i morti fantasma del Covid in Sicilia. Sono una sfilza. Le intercettazioni dei carabinieri hanno svelato il caos, come lo chiamano i magistrati, nella gestione della sanità in Sicilia. I dettagli nel servizio. Il Covid ha davvero cambiato la vita di tutti noi, ha alimentato rabbie, paure, rancori e rimorsi, ha accresciuto le bugie, fomentato le falsità, partorito omertà. Il 19 marzo il funzionario Giuseppe Rappa comunica alla dirigente generale di Liberty che ci sono pochi deceduti a domicilio. È una comunicazione che ha un obiettivo preciso. Siccome abbiamo pochi deceduti a domicilio, deceduti di oggi ne abbiamo 4, spiega il funzionario, vuol dire che se diamo quelli che abbiamo a domicilio non ne abbiamo più da parte. Siccome ne abbiamo una sfilza, ne abbiamo 27 che sono vecchi, deceduti, che non abbiamo mai comunicato e noi aspettiamo autorizzazione se li possiamo comunicare o meno. Morti mai comunicati, quindi. Rappa, che non risulta indagato nell'inchiesta di Trapani, spiega ancora: abbiamo 27 deceduti che sono misti tra domicilio e presidi ospedalieri. La dirigente ordina e cominciate a metterne qualche altro per arrivare a 15 e recuperiamo qualcuno dei vecchi. Il funzionario però dice ancora: ma sono vecchi nel senso che risalgono a marzo-aprile dell'anno scorso. I morti fantasma. E non sono solo quelli. Lo rivela la dottoressa di Liberty, che non sospetta di essere intercettata dai carabinieri e dice addirittura: ma scusa, se sono 180 che mancano, non sono 10 o 25, sono anche di più. La dirigente però si corregge: 180, 190. I morti fantasma, segno del caos della sanità siciliana, è questo il dato di cui parla la di Liberty. Il funzionario però spiega: sì, ora quelli li sto vedendo perché sto facendo il confronto fra tutti quelli della piattaforma dell'Istituto Superiore della Sanità e quelli che abbiamo noi, ma quello è un lavoro che richiede un po' di tempo. Io ho già iniziato con la provincia di Palermo e devo controllarmi tutte le altre province.
Potrebbero dunque essere molti di più i morti fantasma del Covid in Sicilia. La dirigente generale invita alla prudenza. Ok, oggi ne aggiungete 10 e basta. Il funzionario chiede ancora, dico, questi vecchi, molto vecchi, siamo autorizzati a darli, che risalgono all'anno scorso? E la dirigente spiega, no, i recenti, mettici solo quelli recenti, vecchi no. Ma il funzionario insiste, vuole liberarsi di quel peso, di quei morti fantasma. E nel fine settimana, se non ce ne comunicano altri, li possiamo prendere, quelli vecchi. Ma la dottoressa taglia corto, poi ne parliamo. Vediamo intanto cosa viene fuori, va bene? In un'altra intercettazione del 30 dicembre era la dirigente generale a dire al portavoce dell'assessore: perché il problema lo sai qual è? Che abbiamo trovato 140 morti mai comunicati e quel dato andava comunicato, ma no 140, 5 al giorno, spiegava Maria Letizia di Liberti oggi ai domiciliari. Ma poi a marzo spuntano altri morti fantasma. Ma quanti altri ancora sono morti per Covid in Sicilia, di cui non abbiamo mai saputo nulla? Quante le persone dimenticate, gettate nell'oblio dell'incoscienza, quasi cancellate da questa vita e digerite da un virus a tratti letale ed a tratti asintomatico, poiché il punto è proprio questo: camuffare per recuperare. Oggi muori tu, domani mi salvo io, tanto che importa, tu, soggetto fragile, patisci la polmonite bilaterale acuta, io soggetto sano, certamente, ma non assolutamente. Neppure mi accorgo di aver contratto il Covid. E questa è la logica del cane mangiacane che va contro quell'altra logica: cane non morde cane. Dunque noi, speranzosi nel vaccino, gente fra la gente, non possiamo che assistere impotenti alle macarene di chi ci sovrasta e ingiustamente si prende gioco di noi. Musumeci rimette insieme i cocci ma ha perso il suo pupillo, mentre l'opposizione chiede addirittura la sua testa. Vediamo. Dopo il terremoto dell'inchiesta sui dati Covid, Musumeci a Catania incontra Razza. L'assessore è visibilmente provato, riferirà più tardi il governatore all'Ars. Ed è lì, nel faccia a faccia fra mentore e allievo, che matura la decisione di far dimettere il più giovane dei due. La maggioranza, che pur fino a quel momento aveva fatto quadro, inizia a cedere. Il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, invoca fermezza. Il capogruppo dell'UDC, Eleonora Locurto, parla di un passo indietro. Ma il livello dell'attacco nel frattempo si è alzato e nel mirino non c'è più solo Razza, ma la richiesta inizia a essere un'altra: commissariare la sanità siciliana e persino le dimissioni del presidente, perché sibilano, non poteva non sapere. Ma Musumeci va avanti, cerca di mettere alle spalle il giorno più lungo, di superare il colpo al cuore del cerchio magico, il colpo al più vicino dei fedelissimi. Una mossa politica, la prospettiva di un lungo interim, il gioco del toto assessori può aspettare, poi quando le acque si saranno calmate e l'opinione pubblica sarà rassicurata, ci sarà tempo per un nuovo innesto in giunta. Una mossa tecnica, il primo mattone di questo nuovo corso è l'affidamento a Mario La Rocca della reggenza dell'osservatorio epidemiologico. Al dirigente e al governatore toccherà ora rimettere ordine e soprattutto serenità in un ambiente sconquassato dallo shock dell'inchiesta sui dati Covid. Torna il bollettino, ma i dati sono sbagliati. Caos nel monitoraggio dei contagi in Sicilia. Dovevano essere i dati di 2 giorni, quelli nel bollettino che recuperava il vuoto creato dopo la bufera giudiziaria che ha travolto l'assessorato alla sanità. C'è il servizio. E dovevano essere dati di 2 giorni, quelli del bollettino sui contagi da coronavirus in Sicilia, che andava a recuperare il vuoto creato dopo la bufera giudiziaria che ha travolto l'assessorato alla sanità, ma sono diventati un altro caso nel caso, visto che dopo aver diramato i numeri che registravano un enorme aumento di contagi e la mancanza del numero dei tamponi rapidi, la regione ha fatto un passo indietro, smentendoli. Abbiamo contato 2 volte positivi, ha ammesso il neodirigente responsabile Mario La Rocca, ma intanto il danno era fatto e questi dati sbagliati, dopo quelli forse spalmati nel mirino dell'inchiesta di Trapani, finiscono nel report nazionale, nelle statistiche ufficiali del Ministero della Salute, nei trend della pandemia, oggetto dell'errore che getta anche più di un dubbio sui conteggi passati, proprio i tamponi rapidi che fino allo scorso lunedì aumentavano di molto il totale di tamponi effettuati e tenevano molto basso il tasso di contagio calcolato sul rapporto fra nuovi casi e tamponi stessi. Purtroppo c'è stato un errore nel computo dei dati connesso alla conseguente
rimodulazione dello staff, visto che i dipendenti che si occupavano di questa attività sono ovviamente impediti, e alla stessa farraginosità i dati li abbiamo già rivisti e sono sensibilmente più bassi, ha spiegato ancora Mario La Rocca. Dopo le vicende pregresse, prosegue La Rocca, abbiamo avviato il lavoro di raccolta dei dati non appena abbiamo avuto la possibilità di creare nuove caselle di posta elettronica alla luce del fatto che c'è stato l'accesso della polizia giudiziaria che ha comunicato i dati, non si è accorto di aver comunicato il totale dei tamponi positivi, nel quale ci sono anche i tamponi di conferma. In reale i nuovi positivi sono 1673 in 2 giorni, assolutamente in linea con i giorni precedenti. Abbiamo tentato di comunicare quelli esatti al Ministero, spiega La Rocca, ma la pagina era stata già validata, un danno non da poco anche per la credibilità dell'intero sistema di monitoraggio. Così dai 14.623 tamponi molecolari processati nelle ultime 48 ore sarebbero emersi non 2.904 nuovi positivi ma 1.673. Il rapporto fra nuovi contagi e tamponi è dunque non del 19,8% ma dell'11,4%, dividendolo per 2 si ottiene una media di tasso di contagio per un singolo giorno del 5,7%, sempre comunque più alta di circa il 2% rispetto a lunedì. I guariti sono 380 mentre i morti sono 21, gli attuali positivi aumentano ma di 1.293, non di 2.503 persone per un totale di 18.710. Tutti i numeri naturalmente pesano sul dato nazionale che dovrà essere rivisto a Roma. Fra le province in testa sempre Palermo con 1.133 nuovi positivi nelle ultime 48 ore, poi Catania 645, Messina 288, Caltanissetta 211, Trapani 165, Siracusa 153, come riporta Repubblica, dal quale attingiamo Agrigento 147, Enna 98 e Ragusa 64. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha firmato una nuova ordinanza che blinda da domani venerdì 2 a mercoledì 14 aprile i comuni di Borghetto, Ciminna, Mezzoiuso e Partinico in provincia di Palermo, Lampedusa e Linosa nell'Agrigentino e Priolo Gargallo in provincia di Siracusa. Il provvedimento è stato adottato su richiesta dei sindaci e sulla scorta delle relazioni delle ASP a seguito dell'aumento di casi positivi al Covid. Diventeranno così 27 le zone rosse sul territorio regionale. Il nuovo decreto del 31 marzo 2021 del governo Draghi, tutta l'Italia in lockdown per un mese dopo la zona rossa a Pasqua e Pasquetta. Il provvedimento approvato ieri chiude le regioni per tutto il mese di aprile. Le deroghe non saranno automatiche e cadranno quelle di Conte nelle aree a maggior restrizioni. Vietate visite ad amici e parenti nelle aree con incidenza oltre i 250 casi per i 200.000 abitanti. Lello Cassesa. La linea rigorista alla fine è quella dettata dal nuovo provvedimento targato Draghi. Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, con qualche distinguo sulle diverse posizioni politiche, alla fine dà continuità alle scelte del governo precedente e impone ulteriori restrizioni nel Paese. Italia in zona arancione o rossa fino alla fine di aprile, con spostamenti vietati, bar e ristoranti, cinema e teatri, palestre e piscine chiuse, niente visite a parenti e amici in zona rossa e piccole aperture in zona arancione all'interno della regione che potranno essere maggiormente alleggerite se la situazione pandemica e le vaccinazioni saranno intensificate. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto in vigore dal 7 aprile che conferma le restrizioni precedenti e introduce 2 importanti novità: l'obbligo di vaccinarsi per tutto il personale che opera nella sanità, farmacisti compresi, e lo stop alla possibilità per i presidenti di regione di emanare ordinanze in contrasto con le linee nazionali. Come anticipato, tutti gli operatori sanitari avranno l'obbligo di vaccinarsi, in particolare quelli che svolgono attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali. La vaccinazione sarà requisito essenziale per l'esercizio della professione e lo sarà fino al 31 dicembre 2021. Per chi rifiuta è previsto lo spostamento a mansioni anche inferiori con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate. Se ciò non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione.
Nel decreto Draghi previsto lo scudo penale, una forma di protezione per i somministratori, limitando la punibilità ai soli casi di colpa grave, che in parte delude le aspettative dei medici che ritengono incompleta ed insufficiente la tutela verso gli operatori sanitari. Sbloccati finalmente i concorsi nella pubblica amministrazione, si parla di almeno 100.000 nuove assunzioni. Si potranno fare i concorsi a patto che si svolgano su base regionale e provinciale, evitando dunque lo spostamento dei candidati da una regione all'altra e, dove possibile, spazi aperti. Gli unici a non essere stati consultati prima del decreto sono sindaci e presidenti di provincia, che in una nota congiunta esprimono il loro disappunto. Scopriamo che non ci sono più zone bianche e zone gialle e che molte attività economiche resteranno chiuse per tutto il mese di aprile, senza alcuna certezza sui tempi di erogazione dei ristori per le chiusure precedenti. Non siamo stati consultati ed informati, dichiara il presidente dell'ANCI De Caro sulle misure contenute nel nuovo decreto. Ieri il primo anniversario della morte di Lorena 40, la giovane favarese uccisa dal fidanzato Antonio De Pace a Furcisiculo all'interno dell'appartamento in cui i due abitavano. L'amministrazione comunale, insieme alla famiglia 40 e a Don Calogero Lobello, si è riunita in preghiera con le dovute distanze nel giardino della biblioteca comunale davanti alla panchina rossa dedicata a Lorena, lasciando un omaggio floreale. Poi nella chiesa della Beata Maria Vergine delle Grazie è stata celebrata una messa in memoria di Lorena. Una nuova pista nel caso di Denise Pipitone. È stato prelevato oggi il DNA dalla ragazza che era andata alla TV russa per cercare sua madre. Potrebbe essere Denise, la piccola scomparsa 17 anni fa da Mazzara del Vallo nel Trapanese. C'è il servizio. È stato prelevato stamane il DNA della ragazza che mediante una TV russa avrebbe ammesso di cercare sua madre. La giovane potrebbe essere Denise Pipitone, la piccola scomparsa 17 anni fa da Mazzara del Vallo nel Trapanese. L'annuncio arriva durante la trasmissione di Rai 3. Chi l'ha visto? Che si è occupata del caso. Piera Maggio, la mamma di Denise, non era in trasmissione, ma da subito mandato un messaggio audio. Vogliamo rimanere con i piedi per terra, cautamente speranzosi, avrebbe infatti ammesso mamma Piera, che non ha mai smesso di lottare, ma che di illusioni ne ha vissute tante. Vogliamo conoscere la verità e aspettiamo l'esito del DNA, avrebbe ancora scritto. Poi il video appello, una ragazza senza nome, senza documenti, una ragazza che non ricorda nulla della sua famiglia, una ragazza che somiglia a Piera Maggio e che potrebbe essere la piccola Denise, oggi probabilmente ventenne. La giovane porta il nome di Olesia Rostova, datole in orfanotrofio. La ragazza avrebbe raccontato di essere stata rapita e poi ritrovata in un campo rom della Russia alla stessa età della piccola di Mazzara del Vallo. Denise aveva 4 anni quando è stata rapita, Olesia aveva circa 5 anni quando è stata ritrovata, tolta a una nomade e messa in comunità. Una rom che lei credeva fosse sua madre la portava a chiedere l'elemosina. Mammina mia, dice alla TV russa in lacrime, non ti ho mai dimenticata, vorrei conoscerti e trovarti. Il suo appello arriva in Italia attraverso una telespettatrice russa, un'infermiera che vive a Mosca. L'infermiera ricorda la vicenda di Denise Pipitone, cerca su Google le foto di Piera Maggio, le confronta con quelle di Olesia e nota la somiglianza. In trasmissione vengono mostrate le foto di Olesia da adolescente e le confrontano con quelle di Piera e poi le foto di Olesia con quelle di Denise. La somiglianza, devo dire, è abbastanza incredibile, dice l'avvocato Giacomo Frazzitta, e lui ad andare in TV per conto della famiglia di Denise. È chiaro che in questi 17 anni le segnalazioni sono state tante, tantissime le delusioni che Piera ha avuto. Questa, tuttavia, è una storia che collima con quello che avveniva nel 2004-2005, con l'indagine, mi riferisco, dice ancora
farà zitta a quella bambina ripresa dalla guardia giurata nel 2005. La somiglianza con Denise era sconvolgente. Ricorda la vicenda dell'ottobre dello stesso anno, quando la speranza arriva da un filmato girato da una guardia giurata davanti a una banca di Milano, una bambina da NAS in compagnia di una donna nomade. Mamma Piera era certa, è lei la mia Denise, ma quella bimba non fu mai trovata. Quella bimba aveva anche un accento siciliano, dice ora l'avvocato. Si sente nel video quando chiede alla donna che con lei dove mi porti. Possibile che fosse Denise e che da Milano fosse poi finita in Russia? Noi non perdiamo la speranza, siamo cauti. Oggi questa forte somiglianza e la storia di questa ragazza che non conosce nulla del suo passato ci fa saltare in aria. È chiaro che aspettiamo l'esito del DNA. Apprendiamo adesso che è stato prelevato. Pensavo di andare io in Russia, altrimenti. In questo modo aspettiamo che lo spediscano in Italia. Tra l'altro quella bimba, come riferito dalla guardia giurata, aveva un piccolo segno sotto l'occhio come quello di Denise. Abbiamo vissuto questi anni con grande dolore, dice ancora l'avvocato di Mamma Piera, con grande rabbia. La speranza è però nel colpo di fortuna, qualcuno che inciampi su Denise Pipitone, come potrebbe essere successo con l'infermiera che dalla Russia ha contattato la trasmissione. Tutti d'accordo, l'ATI si riappacifica con il comune di Agrigento, ritirate le dimissioni annunciate. Ci spiega tutto il nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolta ieri via internet l'assemblea dei comuni partecipanti al lato idrico, che ha visto la partecipazione del commissario ad acta straordinario Maria Annunziata Di Francesco, che ha anche annunciato che per le sue mansioni provvederà ad approvare lo statuto dell'azienda consortile del comune di Agrigento. Anche per Comune di Favara il sindaco Anna Alba si è preso l'impegno di farlo approvare entro una settimana, passata la quale sarà compito del commissario Di Francesco approvarlo d'imperio. Sulla vicenda ascoltiamo il vice sindaco Aurelio Trupia, che ha partecipato ieri all'assemblea. Ieri c'è stata l'assemblea dei sindaci alla quale abbiamo partecipato anche noi. Abbiamo chiarito la posizione del Comune di Agrigento, che è per l'acqua pubblica, per andare avanti nel percorso che è stato già intrapreso dall'Assemblea nel 2019. C'è stato questo intoppo da parte della nostra delibera che prevedeva ulteriori chiarimenti, eccetera. Pertanto ci sarà l'intervento del commissario che quindi si insedierà a breve e continueremo nel percorso che è stato intrapreso tranquillamente. Anche perché c'è un finanziamento per il rifacimento della rete idrica, quindi importante per la nostra città. Certo, il finanziamento che serve per il rifacimento della rete idrica era agganciato anche al piano d'ambito che è stato approvato all'unanimità anche da noi, quindi dal Comune di Agrigento nel dicembre del 2020, quindi era atto propedeutico. Quindi questo sta a significare e dimostra la volontà del Comune di Agrigento di andare avanti in questo percorso. Quindi superata questa fase, quale sarà quella successiva, Assessore? Sì, la fase successiva sarà quella proprio della costituzione dell'azienda consortile, che appena tutti gli altri comuni, compreso anche il nostro, adotterà lo schema dell'atto costitutivo, praticamente saremo pronti a far sì che la gestione commissariale poi passi alla gestione ordinaria. Quindi da lì l'iter si inizierà, anche si dovranno prendere provvedimenti per vedere se i dipendenti saranno, diciamo, assorbiti dalla nuova società consortile. Anche questo è un altro problema che dovete affrontare prima o poi. Ma guardi, già nel piano d'ambito che abbiamo approvato a dicembre, ripeto, a dicembre del 2020 è previsto che il personale attualmente operante transiterà nella nuova struttura, quindi è già previsto nel piano d'ambito, per cui non ci dovrebbero essere problemi di sorta per il personale. Adesso la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Al Comune di Agrigento è esternalizzata l'esitazione delle sanatorie, conferenza stampa dell'assessore all'edilizia pubblica e privata Gerlando Principato. Vediamo. Conferenza stampa stamani dell'assessore Gerlando Principato del Comune di Agrigento relativa alle pratiche di sanatoria esistenti arretrate
da tanti anni da smaltire presso la pubblica amministrazione locale, che sono circa 6.000, che a regime completato garantirebbero un introito notevole per l'amministrazione comunale, pari a circa 14 milioni di euro. Una serie di incontri e di intese sono stati effettuati con i vari ordini professionali che permetteranno di smaltire il notevole carico esistente, che al momento, tra l'altro, risulta essere importante, onde poter anche ottenere le agevolazioni della legge Ecobonus del 110% che il Governo nazionale ha varato, senza la quale non si potrà accedere ai benefici spettanti. Ci saranno 20 giorni di tempo per i professionisti agrigentini per effettuare gli accordi e rispondere alla manifestazione di interesse verso la pubblica amministrazione agrigentina per accedere alla definizione delle pratiche, cui sarà anche garantito un compenso per ogni sanatoria ultimata. Sì, abbiamo da poco in giunta approvato il nuovo progetto di sanatoria, è arrivato a marzo per avere completato quello che era un iter che si era in realtà bloccato con un progetto di sanatoria della precedente amministrazione legato a una processualità di pagamento sulle pratiche che però purtroppo ha avuto un esito negativo. Abbiamo ricucito questa a febbraio con il pagamento ai dipendenti, e questa spaccatura che si era avuta, che ha portato anche delle conseguenze di una riduzione delle sanatorie nel 2020, è dovuta al fatto che i dipendenti fondamentalmente hanno, seguendo quelle che erano un po' le streghe di un progetto precedente, hanno lavorato alle sanatorie, però non si sono visti alla fine dell'anno privati di quello che è il loro compenso. Quindi ci siamo sentiti come amministrazione nelle condizioni di dover processare le circa 6.000 pratiche che oggi sono ferme, per dare la possibilità anche a chi oggi vuole accedere al superbonus, vuole dare la possibilità di procedere a quello che è la messa in regola del proprio edificio e quindi accedere anche ai finanziamenti che a oggi ci sono, quindi sistemazioni, fotovoltaici e tutto quello che è la processualità degli edifici, dare la possibilità quindi di regolarizzare il tutto. In questo progetto di sanatoria, ovviamente vista anche la carenza del personale comunale che ovviamente è all'interno di questa progettualità e quindi avrà una condizione di lavoro tra virgolette agevolata, abbiamo voluto, secondo quello che è il programma definito dal sindaco Miccichè, esternalizzare le pratiche di sanatoria anche ai liberi professionisti agrigentini per avvicinarli soprattutto al comune, ma per consentire a loro le condizioni migliori per poter svolgere il loro lavoro. C'è un compenso che è stato definito e anche concordato con gli ordini professionali che abbiamo sentito, e su singola sanatoria portata avanti, quindi sul completamento di quello che è il condono edilizio, e quindi adesso vogliamo dare impulso a queste 6.000 pratiche con una progettualità che si dovrebbe concludere in 4 anni. Abbiamo in quest'ottica la necessità però che gli ordini professionali, architetti, ingegneri, agronomi e geometri ci seguano in questo percorso, quindi attivino un processo di una manifestazione di interesse da trasmettere al Comune nei 20 giorni che abbiamo concesso, in modo da poter permettere al Comune la trasmissione dei documenti e quindi garantirgli le condizioni di lavoro migliori. In quest'ottica il Comune cerca di riportare anche, nel limite del possibile, aprendo un po' il mercato, quegli agrigentini che negli anni hanno dovuto per motivi di lavoro abbandonare le proprie case e i propri affetti familiari e rientrare nel circuito agrigentino. Questo vuol dire anche un introito straordinario per le casse del Comune? Sicuramente abbiamo fatto un calcolo prevedendo quelli che erano stati gli incassi precedenti, essendo circa 6.000 pratiche ferme, il Comune andrebbe a guadagnare circa 14, dai 12 ai 14 milioni, che ovviamente a oggi non sono pochi soldi, ma soprattutto danno la possibilità al Comune di poterli spendere in quelli che sono anche i beni della città, nel senso che alla fine l'ingresso delle sanatorie comporta sicuramente un miglioramento dei nostri percorsi viabili, un miglioramento del verde, quindi crea le opportunità per poter utilizzare questi capitoli di ricavi in dei capitoli di spesa di cui il Comune oggi ha bisogno. Avete fatto una mappatura di dove si trovano in particolare queste case abusive?
ma sono un po' distribuite su tutto il territorio. In realtà le pratiche abusive sono delle pratiche che partono dagli anni 75, quindi c'è stata una serie di trafile e di tentativi di portare a termine le sanatorie. Abbiamo creato anche uno snellimento di firma su questo progetto. Abbiamo delle intese con la soprintendenza per quelle che sono le possibili agevolazioni nel rispetto ovviamente delle regole, per poter processare nel più breve tempo possibile tutto quello che è la processualità del condono edilizio, ma soprattutto per garantire alla città uno sviluppo economico che è un ingresso per i professionisti, ma allo stesso tempo è la possibilità anche per le imprese di poter riattivare il loro percorso di costruzione e di miglioramento della nostra città. Lega Coop Sicilia, Domenico Pistone, nuovo coordinatore dell'area occidentale. Arturo Cantella. Il coordinamento dell'area territoriale della Lega Coop Sicilia di Agrigento, Palermo e Trapani, svoltosi nella giornata di ieri sulla piattaforma Zoom Meeting, ha eletto, su proposta del presidente regionale di Lega Coop Sicilia, Filippo Parrino, per la sua funzione anticiclica nei periodi di crisi e per i suoi 135 anni di storia, vuole rappresentare le regioni di riscatto anche della Sicilia, a cominciare proprio da una seria e attenta programmazione dei fondi del Recovery Plan, i quali rivestono un ruolo strategico non indifferente per la rinascita dell'isola. Ecco perché riteniamo importante l'interlocuzione fattiva e costruttiva con le istituzioni locali e regionali per definire gli asset su cui investire per il futuro delle comunità locali e del territorio regionale. Il neocoordinatore Domenico Pistone ha dichiarato che la crisi pandemica ha colpito tutto il sistema produttivo, compresa la cooperazione, in modo pesante, ma non ha scalfito la passione, la determinazione, la voglia di cambiamento e di riscatto che caratterizza l'intera storia del movimento cooperativistico, con particolare riferimento a quella siciliana. In questa terribile esperienza la cooperazione ha pagato un prezzo alto, ma è pur vero che tante nostre realtà cooperativistiche, anche in piena crisi pandemica, hanno rappresentato un grande punto di riferimento, supplendo con grande vigore alle mancanze della politica. Pertanto, il gruppo dirigente del coordinamento dell'area Sicilia occidentale di Lega Coop avrà l'obiettivo di sviluppare e consolidare il ruolo economico e sociale della cooperazione tutta, valorizzando il rapporto con le istituzioni e le altre parti sociali, sostenendo la creazione di reti virtuose per la crescita del nostro territorio. Lettere di licenziamento per i lavoratori della cooperativa che gestisce il servizio socio-assistenziale al Don Orione per pazienti disabili e fragili. C'è il servizio. 56 operatori a casa dall'oggi al domani e sotto Pasqua e in un periodo di emergenza Covid. Triste epilogo per l'Istituto Don Orione di Messina, che non può più contare su una cinquantina di operatori della cooperativa Faro 85. Nelle scorse ore ASP e Comune di Messina hanno inviato una comunicazione ai vertici della struttura residenziale cittadina che si occupa di assistenza sociosanitaria per persone con disabilità, con la quale si informa che non è più possibile prorogare l'impegno finanziario assunto e per questo, nelle more dell'accreditamento regionale, a fornire l'assistenza agli ospiti dell'istituto saranno i lavoratori della Messina Social City. La cooperativa Faro 85 sta provvedendo già all'invio delle lettere di licenziamento per i primi 56 addetti. I sindacati confederali evidenziano che i lavoratori in 30 anni hanno sempre fatto il loro dovere e adesso sono nel panico, con un grande timore per il loro futuro. Tutti si sono infettati tutti e sono rimasti sui posti di battaglia e queste cose vanno ricordate. Non esiste il contrario, non esiste assolutamente che mandiamo a casa, signor Sindaco, signor Direttore Generale facente funzione. Un fulmine al ciel sereno sì, ci avevano tranquillizzato in queste settimane che non ci sarebbe stato nessun problema al rinnovo del protocollo d'intesa, mentre a 2 giorni proprio della scadenza ci arriva questa bruttissima notizia. Non solo quella là che diciamo che non verrà più rinnovato il protocollo, ma che addirittura il personale, cioè la famiglia dei ragazzi disabili, deve uscire fuori da quella struttura per dare spazio ad altri soggetti estranei per gestire il servizio. Attualmente quelli interessati siamo 55 lavoratori, però il problema è anche che la cooperativa in se stessa non ha altri servizi dove poter spostare il personale o quant'altro, perciò noi di fatto da domani in poi ci troveremo per strada.
Sacrifici sia nell'intera struttura, anche in RSA. Abbiamo avuto 18 ragazzi positivi e allora la scelta, quella più logica, era quella là di tutelare i nostri ragazzi. Quando magari in altre strutture vedevi qualche operatore che scappava, noi invece ci siamo chiusi a riccio perché dovevamo difendere i nostri figli, perché i ragazzi disabili da una vita che sono con noi li mettiamo a letto, noi li alziamo la mattina, noi gli facciamo l'attività ai ragazzi giornaliera e quotidiana, li mettiamo anche a letto, cioè ragazzi, questi sono i nostri figli, non può venire nessuno a dire vi sottraiamo con i vostri figli, assolutamente, perché di questo si tratta. Siamo fortemente preoccupati per questo atteggiamento molto fuori dalle righe, cioè una nota che dice al Don Orione che giorno 1 finirà la convenzione, rischia di mettere in forte rischio la cooperativa e i lavoratori della cooperativa, ma soprattutto i malati e i pazienti disabili e fortemente disabili che vivono nella struttura. Questa situazione è inconcepibile, noi non faremo un passo indietro su questa cosa, bisogna aprire un confronto che garantisca assistenza e occupazione. Questa è la chiave di volta per la vertenza, se non ci sarà questo noi non ci fermeremo, anche perché in questo momento particolare dettato dal Covid una cosa del genere è inimmaginabile, quindi chiediamo interlocuzione, facciamo in modo di aprire un confronto che possa portare anche a una possibile proroga per affrontare il problema. Nel merito delle questioni vogliamo capire cosa è successo e quali sono i motivi che hanno portato l'amministrazione e l'ASP a disdettare questi patti. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.